Buon pomeriggio, bentrovati in un appuntamento con il nostro Focus. Lo avete sentito, l'abbiamo anticipato attraverso il nostro telegiornale. Oggi parliamo di lavoro all'interno di questo appuntamento di oggi. Parliamo di lavoro, o meglio, parliamo dei lavori che nessuno vuole fare, perché mi ha incuriosito una classifica che è uscita qualche giorno fa, che esce poi ogni anno. Ci sono determinati lavori che non trovano diciamo domanda, cioè c'è molta offerta e non trovano domande. Non pensiate che siano poi lavori così umili, degradanti. Ci sono lavori abbastanza importanti, impegnativi, anche con buoni margini di carriera, con stipendi iniziali anche diciamo ottimi, però molti non si vogliono approcciare a questo tipo di lavori. Quindi c'è insomma un racconto distorto di quello che è la realtà che ogni giorno leggiamo dai giornali, guardiamo in TV, che racconta ovviamente di una Sicilia ai margini per tassi di disoccupazione molto alti, ovviamente a fronte di una popolazione che lavora veramente molto bassa. Di questo parleremo oggi, lo faremo con degli ospiti qualificati che fanno della ricerca nell'ambito del lavoro, anche professioni, ma con chi ha anche a che fare con chi cerca lavoro. In studio c'è Anna Urzì, che rappresenta la FIPE Confcommercio. La FIPE è la sigla che raccoglie i pubblici esercizi, quindi insomma bar, ristoranti, insomma tutto quello che ha a che fare insomma con il pubblico. Buon pomeriggio a Anna Urzì. Buon pomeriggio a voi. E collegati con noi in collegamento da Siracusa c'è Enzo Rindinella di Feder Terziario, che è una delle sigle insomma, che si occupa appunto del terziario. Adesso ci racconterà lui qual è l'ambito del suo lavoro. Feder Terziario con Rindinella. Buon pomeriggio Enzo Rindinella. Voi Allora, la sentiamo un po' diciamo a singhiozzo, però nel senso risistemeremo anche ovviamente questo collegamento, e poi c'è in collegamento con questo sfondo che invitiamo a togliere perché si vede un po' in parte Giuseppe Finocchiaro di Unioncamere. Ecco, perfetto, guarda, adesso un po' meglio Finocchiaro. Eccolo qua, di Unioncamere, anche qui Unioncamere che raccoglie un po' il polso di quello che è la domanda offerta del paese. Tra un po' ne parleremo con lui. Si parla in questo periodo ovviamente molto anche di salario minimo, che è uno degli argomenti all'ordine del giorno insomma del dibattito politico. Quindi il salario minimo, diciamo un salario d'ingresso per ora che dovrebbe essere dignitoso su tutti. Non tutti sono d'accordo, sentiremo anche l'UGL in questo, che è un sindacato di lavoratori. Il ricordo a tutti i nostri telespettatori, il numero lo vedete in sovraimpressione: 342 745 5005, è una linea WhatsApp. Se volete potete interagire con noi con dei messaggi testuali che noi leggeremo, ovviamente se volete fare delle domande ai nostri ospiti, se volete fare alcune considerazioni. Qualche messaggio ovviamente è già arrivato e tra un po' lo leggeremo. Allora io partirei con Unioncamere, così ci fa un po' una fotografia della situazione del mercato del lavoro in questo periodo in Italia e soprattutto in Sicilia. Finocchiaro, a lei. sì, diciamo, precisiamo che io non rappresento Unioncamere, ma diciamo rappresento lo Sportello Sviluppo e Lavoro, che nasce all'interno di Meritocrazia Italia, che è un'associazione che sta cercando di realizzare la cosiddetta democrazia partecipativa. Siamo organizzati in dipartimenti e ci occupiamo di vari argomenti, dalla sanità ai trasporti, le infrastrutture, tutti questi aspetti. Io nello specifico sono un dirigente, mi occupo dello sviluppo dei territori, e nello specifico all'interno di questa associazione nasce lo Sportello Sviluppo e Lavoro. Collaboriamo con Unioncamere perché alla base di questo, diciamo, di questa attività c'è l'utilizzo dei dati statistici che vengono raccolti appunto dal centro statistico di Unioncamere, che elabora mensilmente le proposte, o meglio scusate, le richieste che vengono fatte dalle aziende che ricercano appunto, come un po' diceva lei all'inizio, dei profili professionali e che non trovano. Preciso anche che il compito dello sportello non è né di fare orientamento, né di fare incrocio domande e offerte di lavoro, né tantomeno di fare formazione o orientamento al lavoro, però abbiamo visto che c'è uno spazio, diciamo una necessità di avere un punto di riferimento all'interno del quale i soggetti che poi devono effettivamente ricercare o comunque si vogliono approcciare al mondo del lavoro
riunisca un po' tutti i soggetti che sono coinvolti in questo contesto appunto, di ricerca del lavoro, che sono appunto le agenzie per il lavoro, i centri per l'impiego, gli enti di formazione. Diciamo, manca questo anello di congiunzione. Noi ci siamo ritrovati, se posso diciamo un attimino entrare su un aspetto operativo velocemente, così diamo la parola a tutti. Sì. Diciamo, c'è il tema del reddito di cittadinanza che ha avuto questa conclusione, questa evoluzione, che dal 1° settembre ha introdotto un nuovo modello, e appunto quello che mancava, magari poi spiegherò più avanti se c'è il tempo, delle difficoltà concrete. Gli ex percettori cosa dovevano fare e cosa dovevano effettivamente andare diciamo, quale operazione dovevano fare per poter usufruire di un sussidio e nello stesso tempo poter aderire e partecipare a dei percorsi di formazione. Come questo è questo secondo aspetto che mi interessa, perché il sussidio mi interessa poco. Adesso vi spiegherò anche attraverso anche gli altri nostri ospiti questo sussidio cosa ha portato, però mi interessa quest'altra parte. Il titolo della nostra trasmissione di oggi è i lavori che nessuno vuole fare. Cioè, con i dati in vostro possesso, ovviamente voi notate, e qua coinvolgo anche Rindinella, notate che c'è un'offerta maggiore su determinati ambiti, no Rindinella? Quali sono i lavori che nessuno vuole fare? Entriamo subito nel vivo. Allora, innanzitutto io volevo precisare che noi stiamo conducendo quella che è un'analisi attraverso le esigenze e i bisogni che le nostre imprese aderenti ci consegnano, e i settori in particolare che hanno delle difficoltà oggettive sono la logistica, i trasporti, l'agroalimentare e i servizi di magazzino automatizzati. Questi sono veramente, oltre ad essere dei settori strategici, sono veramente dei settori che tengono in piedi il nostro paese. Ecco, stiamo vedendo nel frattempo una grafica, questa sì, di Unioncamere, appunto, che sintetizza, no? Cosa c'è. Sì, cioè, il grigio, diciamo, l'area grigia è la mancanza di candidati, come vedete. Esatto, la maggior parte sono nei servizi di alloggio e ristorazione, costruzione e industria, insomma. La mancanza di candidati, qualsiasi sia il settore, qui ci sono altri settori che hanno prodotto l'amico e collega Giuseppe Finocchiaro, tratti dai dati Excelsior di Unioncamere, sono praticamente il gap è dato dal fatto che la domanda cerca personale altamente specializzato, con competenze significative e al passo con i tempi, quindi molto vicini a quelli che sono le esigenze della digitalizzazione, quindi la transizione verso questo sistema di digitalizzazione, l'intelligenza artificiale. Però dico ancora, non mi avete detto quali sono questi lavori, cioè stiamo girando, insomma abbiamo impiegato 10 minuti di saluti eccetera e nessuno mi ha detto ancora quali sono questi lavori. Sono tutti in pratica, chi sei? Il lattoniere, l'addetto alle manutenzioni delle cose? Sono gli addetti alle manutenzioni, perché quelli poi sono all'interno di questi sistemi di impresa, sono diciamo l'indotto dell'impresa stessa, però noi abbiamo a che fare con imprese di quei settori, quindi possiamo dirgli che manca quello che riesce a gestire il magazzino in forma digitale, quindi informatizzata, perché ormai i magazzini sono tutti informatizzati, o come anche l'agroalimentare. Purtroppo ci sono delle figure che mancano, come quelli addetti alla sicurezza alimentare e similari, che fanno parte del contesto complessivo delle figure professionali che ruotano intorno all'agroalimentare, perché tra la raccolta e la trasformazione di un prodotto ci sono una serie di processi, di figure professionali importanti che sono rilevati sì dall'Excelsior e sono rilevabili anche dalle imprese, perché hanno mancanza, hanno assenza, e molto spesso non avere un addetto alla sicurezza alimentare, che può essere un biologo, può essere una persona che ha fatto un corso di HCCP e sia qualificato, perché nei magazzini ci sono anche
le trasformazioni dei prodotti, cioè arriva il collo intero, le faccio un esempio per capirci, però poi magari quella forma di salame viene divisa in due perché va una parte in un supermercato e una nell'altra. Lì ci vuole una figura che faccia questo tipo di lavoro e ci sono le figure professionali anche che devono ottemperare alla sicurezza alimentare di questo prodotto che viene trasformato, diciamo, nel taglio e quello che sia. Quindi queste sono le figure da noi rilevate per i nostri settori di appartenenza. Chiaramente a noi manca il dato relativo agli esercenti, ma credo che ci sia presente chi può meglio di noi, con la collega della FIVE, che può sicuramente riscontrare quelli che sono i bisogni di quel allora, settore Anna Urzì, specifico. insomma, facciamo un po' il punto anche dal punto di vista dell'imprenditore, no? Che lavora ogni giorno a contatto con chi cerca lavoro. La FIPE, insomma, si occupa, appunto, abbiamo detto, di pubblici esercizi, quelli che stanno a contatto col pubblico, soprattutto ristoranti, bar, insomma tutto questo mondo che in qualche modo ha molta offerta, molta richiesta e anche molta, come dire, nebulosità attorno, no? Parlo dei contratti. La FIPE abbraccia un mondo grandissimo, noi assumiamo cuochi, pasticceri. Non mi sente? No, vabbè, non si preoccupi, Okay. basta sentire i telespettatori, non c'è niente. Noi assumiamo cuochi, pasticceri, addetti al bar, addetti alla sala. Diciamo, l'argomento va trattato da diversi punti di vista. Sicuramente è venuto meno quello che è lo spirito di sacrificio, che non riscontriamo nei ragazzi di oggi, e questo perché comunque nella ristorazione per lo più si lavora di sabato e domenica, gli orari sono impegnativi e quindi se i ragazzi ovviamente vedono gli influencer che con poco, con qualche foto riescono a fare tanti soldi, certo, sì. Questo modello ovviamente non può essere riscontrato nella ristorazione. Però credo che ci sia anche un problema di formazione, un problema anche culturale, cioè bisognerebbe ripartire dalla formazione, ma soprattutto bisognerebbe far appassionare i ragazzi al mondo dell'ospitalità, a partire dalle scuole, cioè lavorare col pubblico significa innanzitutto essere delle persone competenti. Scusi, perché insomma se no poi andiamo fuori tema, diciamo c'è richiesta nel vostro settore? Allora devo dirle che c'è offerta. l'offerta c'è sicuramente, questa non la possiamo negare. Come io ultimamente ho ricevuto diversi curricula, devo dirle che è ritornata Di moda, insomma. Qualcosa si Può muove. essere anche per la fine di questo reddito di cittadinanza, no? Sicuramente avrà influito, ovviamente andrebbero cambiati i contratti, andrebbero aggiornati, bisognerebbe rimettere al centro la persona, capire che magari le esigenze sono cambiate, no? Una volta il papà lavorava e non si occupava della famiglia, oggi una persona che lavora vuole avere più tempo anche da dedicare alla famiglia, quindi bisognerebbe riformulare alcuni aspetti del lavoro. Come dicevo prima, partire anche dalle competenze, cioè il lavoro richiede competenze, non esistono dei lavori fatti da... Voi assumete camerieri, cuochi, addetti di sala, barman, eccetera. Ma sono persone che devono o saper fare, esatto, oppure partire dalla gavetta. Cioè devono essere disposti a iniziare da zero come si faceva una volta, perché non ci sono alternative, o sai fare o devi imparare. È un falso mito che tutti, quando non sai cosa fare, puoi fare il cameriere, per dire. Questo è un falso mito, perché il cameriere dovrebbe... Oggi è un'altra cosa, no? È, diciamo, il biglietto da visita dell'ospitalità italiana, quindi deve avere diverse competenze, deve parlare almeno 2 lingue, deve saper versare un vino, deve saper consigliare i prodotti, ha una sua professionalità. Noi forse nel tempo l'abbiamo svilita questa professione, ma è una professione che dovrebbe essere, ecco, rimessa al centro, perché poi quello che ti interfaccia con il turista. E dove comunque... si imparano queste cose, queste competenze? Allora, teoricamente andrebbero imparate alla scuola alberghiera. Quella è la base, purtroppo anche lì nella scuola alberghiera secondo me bisognerebbe fare tanto, perché ci sono tanti docenti volenterosi che cercano di
di far crescere i ragazzi, però forse ci dovrebbe essere più una presenza di chi fa realmente questo lavoro e quindi può trasmettere sia la passione ma anche cosa significhi realmente stare in una cucina. Allora, aspetti un attimo, perché poi io ovviamente devo dare conto e ragione anche ai nostri telespettatori, no? Che chiaramente appena sentono parlare di questi temi, banca dati, offerte, incrocio, c'è lavoro, competenze, il cameriere che parla 2 lingue, dice ma di che state parlando? Cioè, intanto, primi messaggi. C'è sfruttamento non richiesta, eccolo qua. Come si può basare un'economia su bar e ristoranti, tutti i camerieri e cuochi, fabbri, falegnami, idraulici, elettricisti, muratori, ma dove è finita la manifattura? E questo ora ne parliamo. Allora, come vengono elaborate queste statistiche dei Union Camere? Da 2 anni non riesco a trovare un collaboratore che voglia lavorare presso la mia officina di riparazione automobili e molti dei miei colleghi sono nella stessa situazione. Ancora messaggi, eccoli qua, la paga non è riconosciuta, gli orari non sono rispettati, i diritti pure nell'ambito della ristorazione eccetera. Come si può dire di andare all'alberghiero per trovare insomma lavoro? Guardi, come in tutti i aspetti, settori, mi faccia finire perché no, perché certi temi mi quindi scaldano. difficile appassionarsi se un cameriere lavora dalle 16 alle 4 del mattino e ti pagano 60 euro senza rimborso spese. Questa poi è la realtà, al di là delle statistiche, al di là diciamo delle belle classifiche che ci piace ogni tanto anche mostrare. Allora, sicuramente come in tutti i settori ci saranno i furbetti che non applicano il contratto nazionale, però le devo dire che il contratto nazionale FIPE è uguale per tutta Italia, quindi se lei ci pensa il barista di Catania prende lo stesso stipendio del barista di Milano e fare la spesa a Milano non è fare la spesa a Catania, quindi noi applichiamo questo contratto che prevede anche 13ª e 14ª. Lei parla ovviamente da singola imprenditrice. Certo, poi dico, diciamo, la categoria si comporta così. Sicuramente non tutti lo applicano, questo non posso diciamo, chiudermi gli occhi che nel nostro settore c'è anche molta improvvisazione che poi magari fa una sleale, una brutta concorrenza a chi invece si sforza insomma di lavorare bene. Però detto questo io non escludo il fatto che si possa come dire, migliorare sempre di più il contratto nazionale, che ci si possa sedere con i sindacati, si può fare tutto, però bisogna partire dal fatto che io devo avere delle competenze o le devo fare sul posto. Cioè, purtroppo... È normale, no? Questo diciamo anche i nostri telespettatori, è normale che un imprenditore vuole il personale formato. Finocchiaro, brevemente, perché sennò lei si perde poi insomma in ragionamenti diciamo che fanno dei giri larghissimi. Chi dovrebbe formare questo personale e consegnarlo formato agli imprenditori che cercano questo tipo di professionalità? Ma diciamo è il problema che ponevo poco fa quando dicevo che questa ricerca deve coinvolgere diversi attori. Quell'imprenditore che ricerca del personale e che non trova è uno sicuramente delle aziende che ha partecipato a questa indagine statistica di Unioncamere, che fra l'altro fa un'indagine previsionale su quello che accadrà nel mese successivo. Quindi quella tabella che ha mostrato su alcuni profili, a parte che riguarda tutta Italia e attiene ai temi che abbiamo discusso sulla ristorazione, costruzione, manifatturiero c'è pure, ma il dato allarmante è che su queste ricerche il 34%, 47%, 41% non ha candidati. Allora il punto qual è? Quello che noi stiamo cercando di sviluppare è mettere sullo stesso tavolo le imprese con i lavoratori o i potenziali lavoratori e quindi raccogliere le esigenze delle imprese, esattamente quello che ha espresso nel messaggio quell'imprenditore. Capire quali sono le figure professionali che servono alla sua impresa, a prescindere da questi dati statistici che servono a dare un orientamento, e poi individuare le figure professionali a cui bisogna presentare il percorso professionale che devono necessariamente intraprendere e anche spiegare bene che tipo di mansione devono svolgere, perché mancano queste informazioni, manca questo collegamento. Come fa uno a specializzarsi in queste cose qua? Frequentando dei corsi di formazione professionale. Che non ci sono perché la regione li organizza, le cose non si fanno, no? Quindi ci sono altri strumenti. Quindi questi lavori che nessuno vuole fare non è perché nessuno li vuole fare, è perché diciamo non ci si prepara a fare questi lavori, no? Poi questo è il tema.
Ripeto, in questo momento c'è in partenza il catalogo dell'offerta formativa della Regione Siciliana, quindi i corsi professionali, diciamo, gratuiti per gli utenti. Che sono sempre gli stessi, no? Il parrucchiere, l'estetista, quello che taglia le unghie, diciamo dovremmo un po' anche aggiornarli questi corsi di formazione. Diciamo che questi profili sono aggiornati a circa 7 anni fa, quindi diciamo che nel frattempo è successo di tutto. Però dico che a prescindere da questo, che comunque non potrà mai coprire il fabbisogno delle aziende, ci sono altri strumenti che possono consentire a delle persone interessate a lavorare, seriamente interessate, a fare un percorso professionale. Ci sono vari strumenti, ad esempio i fondi interprofessionali. Il punto è trovare questo collegamento. Chiaro, io non per fare, dico, perché poi diventa. Ma lei, uno che cerca lavoro come falegname, come carpentiere, che ci paga, dopo che gli dice ci sono i fondi, chi li deve sfruttare queste cose? Andiamo al dunque, perché sennò poi diciamo, il tempo è quello che è. Io vorrei dare una risposta, perché a me, diciamo, Finocchiaro, Rindinella, la signora Urzì, mi interessano, a me interessa dare risposte ai telespettatori quando ci mettiamo davanti a queste telecamere. Dico, a parte che è un tema veramente enorme, diciamo. No, però diciamo, perché qua, guardi, mi scrive mio marito, perché poi insomma è questa la realtà nostra, no? Guardi, mio marito, eccolo qua, l'ho perso, ecco, mio marito, 56 anni, cerca lavoro come muratore, ma nessuno lo vuole perché ormai è troppo grande, ma i cinquantenni non hanno diritto di lavorare in questo paese? Certo, fino a 60 anni quantomeno sono ammessi nel mondo del lavoro, ci mancherebbe altro, però io vorrei ritornare sul metodo. Se c'è l'esigenza che nasce da questi dati statistici ma poi si concretizza nella richiesta dell'imprenditore, noi dobbiamo capire innanzitutto l'imprenditore che figure professionali vuole e poi individuare, e quello che stiamo facendo noi come sportello per esempio è raccordarci con i centri per l'impiego che non riescono a fare questo servizio per svariati motivi, perché fanno altre cose, capire i disoccupati che vogliono lavorare se sono interessati a questa richiesta, a questa proposta. Ci fermiamo, pubblicità, un attimo, ora torniamo, subito dopo. Rientriamo, io lo sapevo che la chiacchierata oggi andava veloce, però insomma abbiamo dato un po' uno spaccato di quello che succede. Abbiamo 2-3 minuti per chiudere, però devo leggere un sacco di messaggi. Allora, Rindinella ha capito un po' insomma qual è il tema, no? Cioè nel senso lei lo conosce bene, insomma c'è un problema di offerta, cioè di chi si pone in mezzo tra la domanda e l'offerta, no? Perché per fare incontrare, per fare matching, come dicono quelli bravi. Assolutamente sì, dottor Ciliberti. Le dico questo, noi abbiamo rilevato quali sono i primi 3 gap che il gap tra domanda ed offerta. Uno è sicuramente quello della necessità di competenze trasversali che non sono capaci di adattarsi ad apprendere rapidamente le evoluzioni che il mercato del lavoro e l'economia ci impone. La seconda è la mancanza di formazione, diceva anche la dottoressa Urzì, di formazione specializzata e qualificata. E in terza punto è quello della velocità delle evoluzioni tecnologiche, cioè non si riesce purtroppo chi c'è e in certi di lavoro ad adattarsi. Ma quali sono le raccomandazioni che noi abbiamo pensato possano sopperire o superare in parte? È chiaro che questo è necessario farlo tra più attori. Uno è sicuramente che le istituzioni che fanno sia l'università che gli istituti di formazione devono adattarsi e adattare i loro programmi a quello che è il nuovo. E questo non c'è ombra di dubbio. Seconda cosa, bisogna fare dei tirocini e degli apprendistato che non siano quelli previsti nel 1986, ma quelli adeguati al passo con i tempi. E anche la contrattazione collettiva è stata citata poco fa pure. Anche noi ci adoperiamo nella contrattazione collettiva come Federazione Catania, quindi come Federazione in generale, a entrare nel merito e a migliorare quelle che sono le attività di apprendistato e di tirocinio. E in più bisogna che le nostre imprese siano capaci di investire meglio e ad investire soprattutto nella comunicazione per attirare i ragazzi ed essere
corretti nell'applicazione dei contratti collettivi. Questo è un tema che hanno evidenziato molti. Allora, già un po' di messaggi: le aziende devono formare dall'interno e mancano i contratti di apprendistato, vogliono solo sgravi fiscali e non professionalità. Ancora, eccolo qua: io ultimamente faccio tutti i corsi per adulti dove hanno tanta voglia di lavorare ma sono considerati troppo grandi. I ragazzi e gli enti di formazione in genere sono considerati lo scarto della società, tutti viziati dai genitori. Questo lei vuole dire qualcosa? Buongiorno, eccolo qua, dove è finito? Ho perso il messaggio, eccolo qua. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, sono Patrizia, 51 anni, da 7 anni hanno bloccato i corsi di taglio e cucito, c'è speranza che li riattivino? Ecco, questa per esempio è una di quelle che... Ecco, potrebbe essere un'idea. Salve, nello specifico quindi i lavoratori che ricercano il campo del terziario, perché tutti questi giri di parole? Non si comprende bene, vede? Poi insomma c'è anche questo problema di comunicazione, ci si perde tra bisogna fare il corso di formazione, l'ente, l'istituzione, eccetera. Chiudo con Anna Urzì e poi saluto tutti velocemente. C'era una che diceva qua: io ho un bar, ho perso il messaggio, eccola qua, sono titolare di una pasticceria a Catania, da 1 anno e mezzo cerco un banconista, nessuno vuole più fare questo lavoro, non c'è proprio richiesta, non rispondono neanche gli annunci senza sapere né orari e né paga. È così? Perché la figura del barista non è una figura attraente al momento. Però se lo chiamassimo bartender... ecco, il barman già è figo, no? Il barman, quindi tutti vogliono fare il barman, ma non vogliono fare il barista. Perché c'è poi anche questa, come dire, questa esternalizzazione della propria professione, anche ovviamente sui social. Chiudiamo qui, siamo andati un po' lunghi. Ringrazio Enzo Rindinella di Feder Terziario, ringrazio Giuseppe Finocchiaro, lo sportello Lavoro, grazie. Sviluppo e lavoro su Facebook. Su Facebook, cercatelo su Facebook. Che si è rimesso lo sfondo, insomma, è disco. Grazie Anna, grazie Anna Urzì di FIPE Commercio di Catania per essere stata con noi. Il focus di oggi finisce qui, grazie per averci seguito, ritorneremo ovviamente con questo focus domani, sempre alla stessa ora. Grazie, buon proseguimento di giornata a tutti.